Il 70% dei capannoni dove vengono stoccati i rifiuti sono al nord. Recenti operazioni delle forze dell'ordine hanno portato a scoperchiare vari casi anche nella nostra regione, compreso il veneziano. Di qui la visita del comandante dei Carabinieri Nucleo Tutela Ambientale, giunto oggi nella sede del NOE a Marghera. La situazione deriva dalla impossibilità da parte di alcune entità amministrative regionali di chiudere il ciclo dei rifiuti all'interno dei propri confini e quindi di trasferire i rifiuti che non vengono trattati e smaltiti in questi ambiti in altre regioni o addirittura anche all'estero. E questo però molto spesso significa che vi sono imprese, società, realtà criminali che evidentemente cercano di perseguire il massimo profitto, evitando di mandare allo smaltimento corretto questi rifiuti che prendono da altre zone e poi cercando depositi incontrollati dove stoccarli e, se sicuri, abbandonarli, ovvero se non sicuri evidentemente poi anche incendiarli. Secondo il comandante, questo fenomeno è sempre meno strettamente correlato alla presenza di infiltrazioni mafiose nel nostro territorio. Ritengo che la presenza della criminalità organizzata di tipo mafioso non sia più paradigmatica rispetto al ciclo dei rifiuti, nel senso che quando si partì con queste indagini, la prima Delfi nel 1992-93 a Napoli, riguardava i rifiuti industriali che i casalesi venivano a prendere al nord e interravano nelle terre del meridione. Ecco, da quel momento è cambiato molto.